Via libera alla TAV, i treni ad alta velocità lungo un tracciato parallelo alla ferrovia Venezia-Trieste già esistente. La regione rompe gli indugi, il presidente porta in giunta la proposta e gli assessori la approvano all'unanimità. Il tracciato alternativo sul quale chiedono di fare uno studio di fattibilità, quindi una progettazione, poi è quello del vecchio tracciato, peraltro in una ferrovia, in un sedime ferroviario che è utilizzato solo per il 40%, quindi c'è una possibilità di crescita ancora del 60% di traffico. Il Veneto si schiera dunque ufficialmente a favore del progetto che segue il tracciato della ferrovia, giudicato il migliore dei tre in discussione. No al tracciato parallelo all'autostrada A4, totale indisponibilità del territorio alla soluzione litoranea che mostrerebbe piloni alti 23 metri sull'orizzonte delle spiagge. Polemici i sindaci di Roncade, Quarto d'Altino, Simonetta Rubinato e Silvia Conte, che dicono buona notizia, ma a Zaia ci sono voluti 3 anni per capire quanto noi, primi cittadini di campagna, dicevamo dal 2010. Il governatore risponde così anche agli agricoltori, che erano pronti a portare i trattori in piazza San Marco contro una TAV che avrebbe tagliato in 2 l'ultima parte della campagna veneta ancora integrale. Quello è un progetto, un'idea progettuale più che un progetto del 2006 e anche la volontà di ricordare che allora erano altri momenti storici, l'idea era quella di dare una ferrovia ad un'alta velocità lungo le spiagge e non trova consenso da parte dei sindaci, non ha trovato consenso da parte delle amministrazioni, della soprintendenza, della società civile. Un progetto organico che riguarda tutte le regioni, sostenuto con convinzione da Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il collegamento Barcellona-Kiev va nella direzione di non isolare il nord-est, una linea su cui viaggeranno passeggeri e merci. Per l'aspetto finanziario si può prendere in considerazione un project financing che coinvolga gli industriali e i privati. I 2 passi, il governo che progetti velocemente, quindi per il tramite di Italfer, e dall'altro che finanzi una regione come il Veneto che paga 18 miliardi di tasse all'anno e non ne vede.